È evidente che siamo molto delusi, ma siamo molto delusi perché abbiamo combattuto per un grande sogno e abbiamo combattuto per un grande sogno contro una grande squadra. Un sogno durato fino agli ultimi istanti, quello sfuggito di mano alla De Longhi nel suo Palaverde. Prima partita del 2021, ultima del girone d'andata e il rimpianto di essere stati alla pari contro una squadra che ha come unico obiettivo lo scudetto, quello ancora virtualmente cucito sul petto visto il congelamento della scorsa stagione. Contro la Reyer, nel derby più sentito, una gara di break e contro break, fuga in avanti e rimonte con 2 quarti, il secondo e il terzo, da grande team, prima di cadere per troppe inesperienze. A fine gara, chiuso 88-86 per Venezia, Menetti parla di una prestazione soddisfacente e individua i punti chiave. La differenza non l'hanno fatto in questa partita, come credo con tutti i dettagli, ma l'hanno fatto invece le cose molto importanti. E le cose molto importanti sono naturalmente quelli che fanno le differenze in tutte le partite di pallacanestro. Mi riferisco ai rimbalzi, che purtroppo ce ne sono scappati 2 o 3 veramente molto importanti. E purtroppo abbiamo sbagliato qualche tiro libero nel finale e anche questa è una cosa molto importante, e anche un paio di palle di nessuno durante la partita che possono fare la differenza. Sokolowski al termine risulta il più costante della De Longhi, che complessivamente ha tirato meglio dalla lunga distanza rispetto a Venezia, ma ha ceduto sui rimbalzi. Con il KO si assottigliano, ma non sono ancora del tutto spente, le speranze della De Longhi di chiudere l'andata nelle prime 8, di poter quindi staccare il pass per il Final 8 di Coppa Italia. Non giocando nel prossimo turno, Treviso sarà dunque alla finestra e in caso di combinazioni di risultati favorevoli con i suoi 12 punti in 14 giornate, conserva ancora qualche timida chance di qualificazione nelle prime 8.